sito dell'Istat. L'indice mensile registra variazioni congiunturali mese su mese nel raggruppamento dell'energia più 5,7%. Il dottor Marattin non sa leggere i dati. Sta parlando i dati legge... annuali, senatrice, ma lei ha un'idea di quello che dice quando apre la bocca? Allora lei professorino, io le ho detto che con me non lo fa. Quello è un dato mensile e lei mi ha risposto in maniera scorretta. Guardi, io di economisti al soldo di Matteo Renzi usa e getta come Stavo Taddei, ne ho avuti diversi davanti. Hanno fatto... Taddei? Me lo sono sì, perso. sì, è stato cacciato. Non c'è più, adesso c'è il Marattin. Credo è tornato a insegnare. Non lo è più. Adesso è Marattin e hanno la solita tecnica di mentire spudoratamente, perché è un dato mensile e si deve rassegnare, perché non sono soltanto io ad aver detto che lei ha commesso degli errori madornali e grossolani nel rispondere. E adesso, siccome sta vantando i dati da quando è arrivato Renzi sulla disoccupazione, allora siccome io i dati non li guardo soltanto in maniera piatta così, come se avessi veramente i paraocchi, perché è quello che fa il dottor Marattini, che poi io vorrei sapere come mai a giugno, anziché dare il dato tendenziale che secondo lui è così importante, davano quello congiunturale, più 1,1, perché questo mese era di 0, questa è la verità. E allora usano i dati Abbiamo secondo... sempre solo dato il tendenziale, senatrice, lei non ha ma idea di quello che dice. Ma si vada a guardare i giornali, ma se no possiamo passare anche alle proposte, allora, disoccupazione, quando è arrivato Renzi, sì. Noi eravamo al 12,9 di disoccupazione, la media europea era al 12%, un gap dello 0,9. Ora, dopo tutte le super grandi manovre e i super grandi consiglieri economici, che cosa abbiamo? Il resto d'Europa sta al 9,1, noi all'11,2. Abbiamo più che raddoppiato il gap e questa è una vergogna, un'indecenza di un sintomo di incompetenza e di incapacità. E questa è la critica, diciamo questa così. È la Però critica io non ho capito voi come l'avreste cambiata questa condizione. Noi avremmo ad esempio fatto un'altra cosa, non avremmo abolito l'articolo 18, non avremmo fatto il Jobs Act, non avremmo indebolito i diritti dei lavoratori. Ma siccome, secondo noi, anziché dare delle droghe, come dice lui, l'insulina, che sono pure buone, ma ripeto, l'ha detto il vice ministro Morando ieri, non lo dice Barbara Lezzi, quindi che si mettessero un po' d'accordo nel PD, allora io le dico una cosa, esisteva una legge strutturale, esisteva dal 1990, che era una decontribuzione non solo degli oneri INPS, ma anche INAIL, e non aveva tetto. Strutturale significa che c'era da sempre, non dobbiamo andarci ad attorcigliare a trovare gli 0, a ogni anno, c'era da sempre. Allora si doveva, per dare un input e un maggiore aiuto alle imprese e ai lavoratori, migliorare quella ma non toglierla dal bilancio, perché adesso che cosa abbiamo? Che prima avevamo un tetto degli 8.000 euro, prima c'era una decontribuzione totale, poi pian piano se la sono mangiata fino a quando è arrivato al 50%, questa è la verità. E quest'anno ancora non sanno se poterla destinare solo ai giovani fino a 29 anni. Ma voglio ricordare ai grandi superconsulenti che esistono già delle agevolazioni per i giovani che non stanno dando dei buoni frutti, quindi contingentare, restringere soltanto a quella fascia significa solo fare una lotta tra generazioni. Allora quello che noi invece avremmo fatto, perché questa operazioncina della decontribuzione cancellando una legge strutturale ci è costata oltre 20 miliardi. Noi avremmo fatto invece un'operazione di diminuzione del cuneo che avrebbe però agevolato non solo le imprese ma anche l'altra parte interessata, ovvero i lavoratori, e che ci avrebbe sicuramente in questo modo riallineato di più anche al peso del cuneo fiscale che c'è nel resto d'Europa. Perché una cosa è poca ma sicura, abolendo la legge 407 del 1990 che valeva nel bilancio dello Stato a politica invariata e c'era sempre 1 miliardo, il caro Matteo Renzi insieme ai grandi consulenti economici hanno aumentato il cuneo fiscale di ben 1 miliardo, perché quello era strutturale, questi invece sono soltanto dei bonus, questa è la verità. E allora guardiamo i numeri per quello che sono. È il gap rispetto al resto d'Europa, perché se gli altri corrono noi siamo sempre in affanno e più loro vanno veloci più noi rimaniamo indietro e questo è drammatico. E se noi non prendiamo la crescita congiunturale e tutti i fattori esogeni che ci sono stati, quando adesso passerà il quantitative easing e una serie di fattori positivi, che cosa facciamo noi? Ci inginocchiamo. Allora, questa è la